Dovrebbe esserci qualcosa di molto speciale nelle condizioni al confine dell'universo. E cosa può essere più speciale che l'assenza di confini? Abbattere i confini, aprire lo spazio ai sogni. Proprio così Alberto Piovesan è riuscito a diventare l'uomo delle stelle e magari presto riuscirà anche a vederle. Fino, chissà, magari a poter testare in prima persona quella che è la tuta anche spaziale. 29 anni, trevigiano d'origine ma bassanese d'adozione, Alberto Piovesan ha vinto un contest europeo per realizzare la tuta spaziale dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. I primi passi sono stati in dainese, con le tute da moto, arrivando a vestire campioni del calibro di Valentino Rossi. Poi il grande salto, è proprio il caso di dirlo, nello spazio. Ho quasi toccato le stelle attraverso un concorso organizzato dall'Agenzia Spaziale Europea, che era alla ricerca di un nuovo linguaggio, anzi una nuova tuta che fosse immediatamente identificativa di quella che è proprio l'Agenzia Spaziale. Detto fatto, la tuta di Alberto è fra quelle scelte in tutta Europa per diventare la tuta ufficiale dell'ESA. In questa prima fase ci siamo concentrati prima di tutto su quella che era la visual identity, quindi riuscire a garantire una soluzione tecnica ma soprattutto estetica che fosse immediatamente riconoscibile come europea. Perché? Perché ci sono tante sicuramente realtà, anche soprattutto extraeuropee, che stanno crescendo molto in fretta, quindi per prima cosa ci siamo concentrati sull'aspetto estetico. Ora, assieme a quelle che sono le altre proposte, andremo molto probabilmente ad entrare più nel dettaglio di quella che è la tecnologia e la tecnica impiegata in queste tute. Quello che direi ai giovani, che dico a me stesso è di diciamo, fare ciò che ci si sente, cioè ciò che ci appartiene.